Buongiorno a tutti e benvenuti alla nuova puntata di Pillole di Napoletano. Oggi parleremo di uno di quei rari casi in cui è l'italiano a derivare dal napoletano e non viceversa. Il termine in questione è busciola. Con il termine busciola si intendono varie cose, almeno 4 significati. Il primo indica la scatola di legno duro in cui veniva messo l'ago magnetico per indicare il settentrione. Il secondo significato invece è la porta secondaria delle chiese, degli anfiteatri, dei teatri, dei caffè, che veniva utilizzata per proteggersi dal freddo e dalle intemperie. Il terzo significato invece riguarda la cassetta in cui venivano raccolte le elemosine oppure l'urna che veniva utilizzata o per le votazioni o per le lotterie. Mentre invece col quarto significato si intende il cilindro in cui venivano messi i proiettili per quanto riguarda le armi da fuoco. Il significato del termine busciola deriva dal latino. Anche questo deriva dal buxum, la pianta sempreverde del bosso, che ha un legno molto duro e che veniva utilizzata per contenere l'ago magnetico per indicare proprio il settentrione per la navigazione. Tant'è vero che questo prototipo di bussola se ne hanno le prime tracce negli scritti di Flavio Gioia, che è un mitico, quasi mitologico, inventore e navigatore napoletano, non sa bene se fosse di Amalfi o di Positano, e le prime tracce risalgono al 1302. Dalla busciola poi è derivata la bussola, perché le prime tracce della bussola si trovano negli scritti del navigatore Antonio Pigafetta, ma nel 1524, cioè quindi ben 200 anni dopo il corrispettivo napoletano. Un modo di dire che viene utilizzato con questa parola è s'è imbriacata a bussola, nel senso si è ubriacata la bussola. In pratica si è persa completamente la direzione, non sa più cosa fare, non si sta capendo più niente della situazione. Detto questo io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione, vi rimando a una prossima puntata di Pillole di Napoletano e come si dice sempre a Napoli, ciao Brim!